partita tosta, una partita difficile, loro erano molto aggressivi, noi forse abbiamo sbagliato nel dargli fiducia, magari perdendo qualche palla in modo sbagliato, poi a una squadra che comunque qualità come loro quando regali magari un paio di contropiedi è normale che entrino in fiducia e che alla fine abbiamo anche occasioni per ultimare, quindi ovviamente dobbiamo essere un po' più lucidi e gestire meglio la situazione. Ma sì, ma ci vuole equilibrio, sapevamo che era una partita importante oggi, non era la partita decisiva per la nostra salvezza, ormai era una partita molto importante, non siamo riusciti a sfruttare l'occasione, adesso ne abbiamo altre da fronte noi, dobbiamo fare tutto per ottenere punti. Sì, ma va sempre in secondo piano, quando non c'è poi il risultato di squadra, il risultato individuale ha sempre poco significato. Sì, prestazione sicuramente c'è stata. Purtroppo in questo momento non riusciamo a concretizzare tutte queste occasioni che creiamo. Siamo partiti benissimo secondo me, i primi 10-15 minuti abbiamo creato subito 2 o 3 occasioni importanti. E poi abbiamo preso questo gol così con un leggero infortunio, però ragazzi sono entrati in campo con uno spirito giusto, hanno cercato in tutti i modi, col gioco, con la prestazione di rimettere, di recuperare questa partita e siamo stati anche bravi perché loro erano molto pericolosi con questi giocatori avanti molto di gamba e sono fastidiosi. Quindi ripeto, in questo momento è l'unico neo è che non riusciamo a concretizzare queste occasioni che creiamo. No, tante volte si sbaglia la soluzione, nel senso mi ricordo un paio di volte, forse il primo, che invece di calciare in porta abbiamo cercato il compagno e tante volte si sbagliano le scelte, no? Però sì, sinceramente non ho nulla da dire ai ragazzi. In questo momento siamo questi, quindi di necessità facciamo virtù. E ho tolto Rossi perché mi serviva più un mancino naturale a sinistra perché oggi pure penso avremmo fatto 20-30 cross, purtroppo non riusciamo a sfruttare neanche queste situazioni. Però ripeto, dispiace perché sicuramente secondo me per quello che si è visto in campo meritavamo la vittoria. Ecco. E invece le condizioni di Scotto quando dovrebbe recuperare? Scotto vediamo, stiamo valutando, speriamo di recuperarlo dopo la sosta. Sinceramente sono felice per il gol, non posso negarlo, però era importante vincere oggi, non ci siamo riusciti e ci prendiamo questo pareggio, diciamo. Ci godiamo questa sosta, tra virgolette, perché poi abbiamo la Coppa Italia, quindi sosta non è, e andiamo avanti nel nostro cammino, diciamo. Sì, sento più fiducia e già col Monterotondo avevo avuto 2 occasioni e sono riuscito a far gol. Anche le scorse partite, per fortuna oggi è arrivato, ma ripeto, era più importante vincere, però purtroppo è andata così, quindi. Quanto pesa appunto non vincere oggi? Abbastanza. Però, che se non sbaglio comunque Giuliano ha vinto, quindi le altre comunque stanno andando avanti ripeto, era importante vincere, però il calcio comunque è questo, lo sapete meglio di me, si va avanti. No, io in primis sono stato male perché comunque vedere dalle partite da fuori non è mai bello. Volevo dare il mio contributo perché sapevo comunque che c'era bisogno. C'è anche Gigi che ultimamente non è stato in ottime condizioni fisiche, ha avuto qualche problemino anche lui, quindi sapevo che c'era bisogno di me lì davanti. È vero che ho avuto un infortunio molto, molto fastidioso, però ho voluto stringere i denti e essere presente oggi. Peccato per come è andata a finire, perché secondo me la squadra ha fatto una buonissima prestazione.
abbiamo creato tanto, peccato perché abbiamo subito un gol un po' così, però dai, l'atteggiamento è stato buono. Secondo me è mancato solo il fatto che dovevamo realizzare più quello che abbiamo creato, perché abbiamo creato tantissime palle gol. È vero che loro in contropiede hanno creato qualche fastidio, però non ricordo comunque niente di pericoloso da parte loro. Noi abbiamo creato tanto, dobbiamo essere bravi a realizzare di più. No, in quel momento siamo tanti in rosa, ci sono giocatori comunque importanti che quando vengono chiamati in causa fanno sempre ottime prestazioni, quindi in quel momento lì il mister l'ha letta così, ha voluto mettere comunque cose fresche. Io venivo da un periodo un po' a causa dell'infortunio dove sono stato fermo, quindi era normale comunque che non potevo avere i 90 minuti nelle gambe. Il mister l'ha vista così e già ha commentato benissimo. Peccato per come è andata a finire. Era importante vincere oggi, importantissimo, perché sappiamo che Nuova Florida ha una partita in meno, però abbiamo ancora 10 partite davanti a noi, dobbiamo vivere partita per partita. Oggi dovevamo vincere, per andata così, pensiamo alla prossima. Partita difficilissima, combattuta, lottata, però ci siamo, abbiamo dato un altro segnale importante al nostro campionato. Ma il morale nostro è sempre alto, noi la dimostrazione che dopo Ostia perso una partita, vabbè, lo sapete perché l'ho detto nell'intervista, però non ci siamo demoralizzati, siamo andati a vincere con Latte Dolce a Sassari e abbiamo vinto poi una partita incredibile col Cassino, ma adesso oggi è ancora una partita molto difficile, vinta, giocata bene e andiamo avanti così. Ora abbiamo una sosta, recuperiamo e poi dovremo affrontare due partite molto difficili, Torres e Muravera, però siamo carichi e siamo consapevoli delle nostre forze. No, la prova migliore in un campo difficile, una condizione di squadra difficile, ma ci abbiamo messo tanto del nostro per non raccogliere nulla. Cosa è mancato soprattutto, mister? È mancato che abbiamo fatto degli errori che in questa categoria non si possono fare. In questa categoria non si può affrontare una partita di questo livello con alcuni elementi che hanno giocato con sufficienza. E questo poi si ripercuote su quello che è il risultato. Muravera che veniva da un periodo molto positivo, se non sbaglio 3 vittorie, poi anche soprattutto l'ultima contro il Giuliano, sicuramente oggi uno Stiamare anche molto, molto pimpante qui ad Ostia. Sì, uno Ostia che ha fatto un'ottima partita, sicuramente ha meritato la vittoria per quello espresso in campo, anche se aveva avuto qualche situazione dove potevamo essere un po' più veloci e fare più male, ma soprattutto abbiamo fatto 2 sbavature imperdonabili sulle azioni delle 2 reti loro, non si può concedere. Fuori casa, 60 metri di campo a una squadra che è costruita per ripartire veloce e dove abbiamo perso delle palle facili, il nostro possesso per poca cattiveria. Mi dispiace perché poi, soprattutto dai giovani, mi aspetto più attenzione su queste cose, certi atteggiamenti dimostrano che devono crescere ancora tanto per fare questa categoria. No, per noi il discorso salvezza è sempre ancora aperto, quindi sarà uno scontro diretto, sarà una partita molto difficile, sarà una partita molto importante e ho 15 giorni per recuperare le tante assenze che abbiamo da un mese, abbiamo 15 giorni per lavorarci e ci faremo trovare il gruppo. Sono molto contento, insomma, ci mancherebbe altro, una vittoria importante, una bella vittoria, penso meritatissima per quello che si è visto in campo, da grande soddisfazione, oltretutto perché conseguita dopo una bellissima prestazione dove sono venuti fuori organizzazione, carattere, condizione atletica, cuore, è venuto un po' fuori tutto, insomma, poi andare a vincerla anche in inferiorità numerica, insomma.
penso meritatamente, ci dà grande soddisfazione. Sono molto contento e ringrazio i ragazzi di questo di cuore proprio. No, beh, insomma, noi stiamo facendo un percorso importante, stiamo vivendo la giornata e pensando a preparare settimanalmente ogni partita nel miglior modo possibile, con tutte le difficoltà del caso e affrontandole, facendo gruppo e facendo squadra. Qui viene fuori poi il valore anche del gruppo e la squadra. Ieri sera nella rifinitura abbiamo perso anche Carlo Piga, dopo che abbiamo perso Alto Laguirre, che per noi è un giocatore determinante, abbiamo perso per diverse settimane e ieri si è aggiunto, ripeto, l'infortunio di Carlo Piga e lo perderemo per un bel po' anche questo, insomma, però la squadra è venuta fuori anche nell'emergenza, è venuto fuori il gruppo, il carattere, la compattezza, l'organizzazione niente, ribadisco veramente i complimenti ai ragazzi e il mio ringraziamento personale, perché insomma stanno facendo qualcosa di eccezionale per la stagione, per le difficoltà del campionato, per il valore degli avversari, per quella che è la nostra realtà. Insomma, non dimentichiamo che siamo degli esordienti nella categoria come squadra, come società, e poterci confrontare così alla pari con tutti ci sta dando grandi soddisfazioni. Benvenuti al Linetto Martinez. Noi, vabbè, c'è da dire che oggi c'era anche tanta gente a sostenerci. Inizialmente la partita abbiamo iniziato bene, 2 occasioni, forse fuori gioco, non si sa, però abbiamo attaccato nonostante il vento e tutto quanto, perché comunque era difficile, non era facile, però ci siamo dati a fare. Sì, assolutamente, appunto stavi dicendo che a Gladiator siamo andati fuori a giocare, comunque fuori casa non è mai facile e niente, forse avremmo meritato qualcosina in più, però comunque il pareggio va bene comunque fuori casa. Poi arrivati qua e niente, questa domenica, cioè questo sabato, in anticipo, bene, siamo andati abbastanza bene, dico, mi sbilancio. Guarda, mi soddisfa perché abbiamo guadagnato un punto sulle altre. Non sono contento perché penso che con un pelino di attenzione magari invece di un punto potevamo portare 3 punti. Abbiamo avuto peccato gli episodi che sono stati, abbiamo preso un palo, abbiamo preso nel secondo tempo un'altra giocata di Isaia che l'ha tirata su. Ma questo è il calcio e questo è il calcio, grande merito al Casinò perché si è creduto fino alla fine e sappiamo che questa categoria è quella, chi molla o chi pensa di aver già vinto fino alla fine a volte paga, però sono contento per la reazione dei ragazzi perché vuol dire che stiamo crescendo, sappiamo che è lunga però stiamo crescendo, sappiamo che ancora ne abbiamo ancora 10 partite, 30 punti che possiamo dare il nostro. In questo, come abbiamo detto con la società, ci vuole il percorso e il lavoro, è quello che si sta rispettando, lo stiamo facendo, sappiamo che sarà dura, ma il nostro obiettivo è la salvezza. Finché siamo lì continueremo a lavorare e come queste partite proveremo a migliorare queste situazioni delicate.